Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora Fiori, oggi andiamo di un unboxing veramente particolare. Con i saldi di Steam, la Steam Deck, che è una console che volevo comprare per Natale, è scesa la versione intermedia a 460 euro, giù di lì, adesso non mi ricordo. E allora ho detto a questo punto comunque ha fatto un bel... comunque uno sconto importante. Mi sono fatto ingolosire, ho detto Fiori, la compriamo e vaffanculo. Quindi adesso andiamo ad unboxare, tra virgolette l'ho già tolto dal scatolone principale, appunto la console, e la vediamo un attimo in azione, proprio con il primo gioco, che si vorrà un po' perché devo scaricare i giochi, non sarà una cosa veloce, anche se la connessione mia è velocissima. Ragazzi, abbiamo anche i guanti da professionista d'unboxing. Allora ragazzi, eccola qua, cominciamo, e questa è la console ragazzi, eccola qua, console Valve, del signor Valve, eccola qua, questa si chiama console presa. Ok, questo è l'alimentatore ragazzi, tanto qui sullo sfondo le sorelline Game Boy Classic, Game Boy Color, PSP, che c'è sia la Classic, diciamo la prima modello, che quella diciamo Slim, e la Switch. Poi vediamo che differenza con la Switch. Vabbè, questo è comunque il cavo di alimentazione, credo. Vabbè, penso di sì. Benissimo. C'è anche un altro unboxing per una cosa che non riguarda i videogiochi, ma questa è un'altra storia. Poi abbiamo questo, che penso siano le istruzioni, ecco, su come... Attenzione, allora vediamo. Accendi, collega alla corrente. Brini. E qua abbiamo Steam, non si sa, ecco, vabbè. Allora qua abbiamo questo, molto bello, interessante, una delle cose più interessanti della console. E qua abbiamo il bestione. Your games are going place, Steam Deck. In un inglese perfetto. Eccola qua la bestione, sentiamo il rumore ASMR. Senti bello. È molto piacevole il tatto. Con questi guanti sono un po' una barbonata. Ok. Allora, vediamo un attimo. Facciamo una cosa. Sono in cucina comunque perché ho il tavolo, diciamo, migliore, con la luce migliore probabilmente. Ok, andiamo. E con i guanti non ho sensibilità ragazzi. Come cazzo fanno a fare gli unboxing così? Complimenti a loro, io proprio non sono capace. Già non sono capace di fare gli unboxing. Allora qua abbiamo questo, io non vorrei distruggere niente però. Ah ok, allora la rompiamo da qua. Ecco, appunto. Ma col guanto è impossibile ragazzi, ve lo dico. Col guanto è proprio impossibile, almeno per Madonna. Mamma mia ragazzi. No, scusate un attimo. Cioè, ma come cacchio fanno a fare la roba così? Mamma mia. No, da panico, eh. No, comunque è difficile da aprire in ogni caso. Sapete, gli unboxing comendiani sono molto professionali. Non ne ho fatti tanti in carriera e si vede il perché. Ok. Questo buttiamo qua. Questo buttiamo qua. Questi non ci interessano, li mettiamo il guanto sexy perché io devo fare le cose da pro. Mamma mia che caldo, la porta chiusa, c'è il condizionatore di là, sto impazzendo. Che bello. Eccola qua. Intanto possiamo dire diciamo, la valigetta molto bella. Me la godo proprio. Se proprio non è che posso stare sto tanto qua a rompermi le balle, io voglio vedere il piatto forte. Allora, aspetta, no, Fiori. Allora. Qua c'è il eccoci qua. Perfetto. Apriamo lo scrigno. Spero si veda, sì, dovrebbe vedersi. No, ciao. Guarda che roba. Mamma mia, ciao. Allora, aspetta un attimo.
tanta robina, raga. Mamma mia. Ok, vediamo dietro. Adesso devo controllare che non ci siano, diciamo, problemi, segni, robine varie, che sono un po' maniaco di queste cose. Ok, però vabbè, comunque va usata, quindi è normale che comunque avrà dei segneti di usura, ce li avrà. Ma guardate la bellezza di questa console. Guarda che roba. Eccoci qua. Allora, adesso, aspetta, ecco subito, bisogna collegare questo. Adesso l'apro un attimo, ovviamente, però dopo faccio le cose, diciamo, off cam. E dopo vediamo almeno un giochino, ecco, ne pensavo magari Formula 1, che è un gioco, diciamo, rapido, però già bello cazzuto dal punto di vista. Aspetta un attimo. Dal punto di vista comunque della pesantezza, ecco. Ok. Che caldo, ragazzi. Mamma mia. Allora, la presa. C'è anche scritto, non mi ricordo già più. Su. Ok, dovrebbe essere qua. Ok. Vai. Mamma mia che caldo, sto sudando come un porco. Sto così perché sennò mi si vede il riflesso, sono una cosa inguardabile, sto grondando, ragazzi. La cosa, ahimè, è ufficiale. Comunque è veramente bella, mamma mia. Cioè, esteticamente mi piace un casino. Ci vorrà un pochino. Tanto ci rivecchiamo tra pochissimo. Ok raga, dovremo esserci. Allora, italiano. Vabbè, ciao. Qua devo mettere le connessioni un attimo solo. Ok ragazzi, dovremo esserci. Pulsante Steam. Premi tocca schermo per continuare. Tutto infine in basso c'è lo slot per la scheda micro SD. Ok. Bene. Allora, vediamo. Adesso io voglio capire. Aspetta un attimo. Aspetta. Impostazioni. Voglio fare l'aggiornamento. Bene. Subito aggiornamenti importanti. Ok, dai, ti prego, veloce, non puoi metterci 87 ore. Fammi questo favore. Ci ribecchiamo tra poco. Aspetta, forse ci siamo. Diciamo che all'inizio è sempre un po' lento, ovviamente, gli aggiornamenti, le robe, tutti i cazzi che sappiamo. Bene, allora. Proveremo anche Fly Simulator, ragazzi. Steam. Libreria. Allora, vediamo che giochi, come vi ho già spiegato, giochi anche un po' sexy. Allora. Formula 1. Allora, F1. Installa. Accetta.
e andiamo. Dobbiamo essere adesso, vediamo un attimo, eccolo qua. E questi li installiamo tutto. Ok, bene, ci becchiamo dopo l'installazione ovviamente. Ok, allora deve aver salvato tutto. Adesso proviamo il benchmark e qua vai Canada, già salvato, vai, vediamo il benchmark signori. Non so quanto si vede dalla videocamera, io ci provo anche, raga. Porca puttana. Bisogna capire quanto pompa. Sei all'ultimo giro. Cioè, siamo a 36 fps, è chiaro che... Insomma ragazzi, ma siamo comunque su una console portatile e c'è sta proposta di grafica che non so se si capisce. Zio Ken. È chiaro che su un gioco di corse il 36% non è proprio meraviglioso, però potremmo provare in game se dà fastidio. Adesso proviamo anche con la pioggia, però graficamente è mostruoso, mamma mia. No, ok. Secondo me per giocare al top bisogna limare qualcosa. Eccoci qua ragazzi, così siamo, qua cambia ancora il colore, siamo sui 50 fps. Perché deve sempre cambiare la luce? Non capisco sinceramente. Vabbè, cioè già così c'è una fluidità molto più grossa e sinceramente non vedo sta perdita grafica mostruosa. Per uscire, ok, proviamo a fare una garetta e dopo ci salutiamo raga. Comunque mamma mia, sono su un volto, cioè vederlo così fa paura sinceramente. Siamo su una console portatile che in realtà non è una console perché comunque è un PC, è un mini PC portatile. Allora, singolo Grand Prix 2002, mettiamo solo il bar, anzi lo mettiamo Spagna e con la pioggia. Ferrari, Carletto, porca miseria, struttura weekend, ok, meteo, mettiamo pioggia forte, regole bandiere, vabbè qua non può esserci niente, mamma mia, mettiamo 60 così, ok, buono, vai. Qua siamo tutto ad alto, non altissimo, quindi la tacchetta è meno, diciamo. Ok, problema che fai simulator, si morirà il coso, però. Porca miseria. Oggi è giorno di gara. Speriamo Sì, di è il assistere a un gioco. altro emozionante Gran Premio di Formula 1. Ci sono 730. Dai. Per i nostri piloti oggi non sarà certo una facile Ok. Vai. E si va.
Mamma mia, cioè che dopo dovrò prendere veramente la mano quel gioco perché... Però ecco, a livello anche Sì, ciao, vabbè. Aspetta un attimo. A livello ecco di impugnatura e tutto è perfetto. Cioè mi sto trovando da Dio, dopo un secondo già mi sento a mio agio. A parte le cagate che faccio, ma quello è un altro discorso. Mamma mia, ma è perfetto ragazzi. Ma posso tenerlo anche ad alto, recupero quegli FPS che mi servono per andare proprio a bomba. Mamma mia. Raga, sono stra contento. Fa paura raga. Finiamo il giro e poi ci salutiamo ragazzi, che voglio provarlo un po', però vada Dio. Buono raga, un saluto del comandante veneziano, fioi, tantissima roba. Non vedo di provare un sacco di giochi con voi, di capire insomma fin dove posso spingermi con questa Steam Deck. Raga, alla prossima, ciao.